Cari amici che ci seguite su questo canale video, ci troviamo al Conventino, siamo a Sant'Angelo in Lizzola, in provincia di Pesaro, in un ambiente proprio da favola. Ci troviamo qua perché festeggiamo un avvenimento particolare. Abbiamo Marzia qui al mio fianco. Lei è anche avvezza a questo clima perché ha fatto una piccola tournée anche in un paese dove c'è qualche volta un po' di neve, che è anche in Belgio. Infatti sì. Miss Marzia Paolini, qualche secondo anche per così raccontiamo di questa piccola tournée che hai fatto in Belgio. Sì, sono stata diverse volte in Belgio, in particolare nella zona di Bruxelles. Sono stata a registrare molti brani e ho fatto anche molti spettacoli internazionali di importanza molto importanti, appunto. E quindi dai, è stata un'esperienza gratificante e soprattutto molto importante a livello musicale. Il Belgio è una nazione che io adoro, sono stato davvero tante volte, però in questo momento siamo in Italia e ci godiamo l'Italia, ci godiamo il Conventino e la serata dedicata a Marzia Paolini. Nevica e nevica sempre più forte, ci stiamo per apprestare ad entrare in questo convento sconsacrato, ristorante osteria Conventino. Via, prego. Su e giù per il locale, abbiamo fatto un po' di tratto del Conventino, abbiamo preso anche il cameriere che si chiama? Shauki. Che viene dalla Tunisia. Tunisia, no, parla proprio là. Allora, Olivia Lascolena, qualche crostino per festeggiare, ma dentro c'è ogni ben di Dio. Sì, c'è un bel po' di di roba. per festeggiare Marzia Paolini, reginetta della canzone. Auguri. Vuoi aprire te che qua si scatena l'inferno? Vai, 3, 2, 1, si entra, vai! Tito, vuoi il vino? Vino. Arriva lui, apre piano la porta, poi si butta sul letto e poi Allora, chiediamo qualche parere agli amici di Marzia che sono presenti in questa serata qua al Conventino. Conventino, sì. Ormai ho preso di mira Shauki, l'ho pronunciato bene? Sì, Che è il cameriere qua di questa fantastica serata. Allora, cosa ne pensi di Marzia? Sì, è una bella ragazza, ha l'aspetto di un artista e le auguro una bella proseguimento. Pensavo che dicessi all'aspetto di una donna, dico Dio. No, che dico adesso, no, che dopo ti stanno vedendo anche in Tunisia attraverso questa televisione. Puoi dire qualche cosa ai tuoi amici in Tunisia che invitino Marzia in Tunisia a qualche serata particolare? Sì, città mia al festival, ci sono certi festivali, speriamo che avrà la possibilità di partecipare per qualche festa, così per festivali. Allora, parla ai dirigenti della televisione tunisina in tunisino e digli: guarda, prendete Marzia, che Marzia è molto brava, dai, in tunisino. نشكركم كان تنجموا تعاونوها
تنجم تعمل برشا حاجات باهيه وان شاء الله ربي معاكم ونشكركم برشا. Ok, allora facciamo un applauso anche a Shauki. Bravo, ha fatto un bel promo per Marzia. Come farò a rassegnarmi a vivere e proprio io che ti amo ti sto implorando, aiutami a distruggerti. Allora, io dico per il bene del paese, ma almeno ascoltate Marzia, lo deve dire lei, no? Bravo. Allora, per il bene del paese mi consenta. Ascoltate Marzia. Applauso! Allora, Chiara Grilli è intervenuta nella manifestazione Reginetta della Canzone anche come ospite e in alcune occasioni come giurata, giusto? Sì. Ecco, io citerei tanto che tu dessi una tua valutazione tecnica anche su Marzia Paolini. A me è piaciuta subito anche perché è una ragazza molto espressiva, brava, molto brava anche tecnicamente, poi molto giovane, quindi ha veramente tutte le carte in regola per proseguire e aver successo, molto simpatica. Di questa fantastica serata c'è un silenzio tombale, anche perché il luogo è un ex convento sconsacrato, però noi ci troviamo qui anche per menzionare alcuni degli ospiti che sono presenti qua alla festa di Marzia Paolini. Una di loro è Nicoletta Lucchesi, che gestisce un'associazione. In breve, di che cosa si tratta? Sì, la nostra è un'associazione di volontariato per bambini cardiopatici, si chiama Tutti i Cuori di Rossana ed è fondata dal 2002. Si occupa di tutela dei bambini cardiopatici e di prevenzione per il cuore dei bambini sani attraverso progetti gratuiti di screening per i bambini piccoli. Noi siamo felicemente collegati a Marzia, che io conosco da bambina, e sapevo del suo hobby del canto che si è trasformato insomma in un bel talento, in una bella realtà, e ci ha chiesto di sostenere l'associazione, quindi il suo spirito artistico sta diventando uno spirito solidaristico importante. Spero che la prossima estate faremo dei grandi progetti insieme e quindi la ringrazio e sono davvero contenta perché sarà anche una voce che aiuterà bambini un po' meno fortunati di altri. Ok, Rossana chi era? Rossana era mia figlia, una bambina cardiopatica che purtroppo ci ha lasciati, ma penso che aleggia qui in questo convento sconsacrato. In questo momento sentirà l'applauso dei presenti, che è tutto per Rossana.